Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 1 febbraio, andremo a Codroipo, come sempre, però prima di partire sfogliamo insieme le pagine del numero 4 in edicola quest'oggi del settimanale Il Friuli. Vincenti e sfigati di Facebook. Ebbene sì, il social più amato dai friulani compie 15 anni. Ecco allora come ha cambiato la vita quotidiana di VIP e gente comune, le regole anche per non fare brutte figure, ma non solo, anche le regole per evitare, per l'uso consapevole di questo social. All'interno del numero altri approfondimenti, comitati sbugiardati, le opere pubbliche che erano state contestate e poi si sono rivelate molto utili per tutti. L'ospedale trasloca, cresce l'assistenza domiciliare, a casa le cure post-operatorie e riabilitative. La politica invece minaccia le fabbriche, aziende pordenonesi preoccupate per la guerra dei dazi. Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Facebook compie 15 anni e noi abbiamo voluto celebrarlo a nostro modo. Così siamo tornati in piazza. Alessandro Di Giusto scrive appunto che in appena 15 anni questo social ha cambiato il modo di comunicare e ha azzerato ogni barriera, dando vita anche a nuove categorie antropologiche. Abbiamo anche dei consigli, 10 piccole pillole di saggezza per non fare brutte figure su Faccia Libro. E poi anche qui abbiamo invece due versioni alternative dell'uso di questo social. Per gli artisti è un grande ufficio stampa fai da te, tra virgolette, e poi meglio far parte del gruppo, ma quante risse. Ebbene sì, perché quello che una volta animava i forum che venivano moderati e quant'altro, adesso invece in maniera molto più spudorata e a volte anche violenta si è trasformato in discussioni molto animate nei gruppi Facebook. L'inchiesta prosegue perché sono andata a consultare, a sbirciare i profili pubblici ovviamente dei VIP nostrani, ed ecco qua quali sono i profili più gettonati. Gio Bastiani, c'è Mauro Corona, battono tutti per numero di amici, ma nella classifica dei più seguiti ci sono anche molti artisti, uomini di cultura, atleti e politici. Non vi anticipo nulla, andate a leggere quelli che sono i nomi che ho trovato, che ho scovato di interessante. E c'è da dire però appunto che gli under 25 ma forse anche under 35 hanno già scelto altri social e hanno un po' abbandonato Facebook. E infatti anche io mi sono permessa di aprire l'inchiesta con una frase un po' così: Facebook non è più un social per giovani, alzi la mano chi non ha almeno un genitore o un nonno arzillo, uno zio vicino di casa over 65 che ha un profilo. E i giovani dove vanno? Ce lo spiega Andrea Ioime. E poi ci sono anche gli specialisti che fanno fruttare Facebook, un aspetto insomma più professionale che ha creato nuove figure professionali, nuovi manager e insomma opportunità anche di lavoro. E poi invece torniamo seri perché dietro i cosiddetti leoni da tastiera insomma si nascondono spesso personalità un po' particolari. Allora abbiamo sentito Antonio De Nicolo, il procuratore capo di Udine, che dice: ricorda e sottolinea quello che scriviamo non si può dimenticare, più che altro non si può cancellare, e questo è il grosso del problema, insomma usarlo ma con attenzione, e questo vale per tutti i social. Sul territorio invece abbiamo fatto un viaggio nel passato, perché siamo andati indietro nella memoria agli anni 80 e quant'altro in cerca di opere che sono state costruite, realizzate e oggi sono molto utilizzate, indispensabili, ma che all'epoca sono state osteggiate in tutti i modi. E allora tante polemiche per nulla, scrive Alessandro Di Giusto, perché questi progetti contestati sono attualmente invece appunto opere necessarie. Ora che funzionano, tutte quelle discussioni appaiono davvero senza senso, e insomma abbiamo ripercorso un po' lo storico di alcune grandi opere, una su tutte la vedete qui, la prima è il cavalcavia appunto di Viale Cadore. Poi abbiamo altri approfondimenti: l'ospedale entra in casa, in questo caso a Udine, si parla delle cure che seguono il ricovero ospedaliero, soprattutto nel caso di pazienti anziani, perché è possibile chiedere l'assistenza proprio a domicilio gratuita, così infermieri e operatori traslocano, tra virgolette.
Legno Arredo, nubi politiche in vista. Siamo nel Friuli occidentale, nel futuro del settore potranno pesare la guerra dei dazi, Brexit e soprattutto i continui scontri tra Italia e Francia, e quindi più marginale il rallentamento dell'economia cinese. Umberto Londero ci guida in questa babele di difficili e complicati rapporti appunto tra i paesi, e ovviamente in primo piano l'economia nostra regionale e in particolare del Friuli occidentale. All'interno del numero 4 del settimanale Il Friuli anche l'inserto gratuito Family Casa. Ecco qua, nuova collezione modelli fisco 2019. L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni e indica le novità nei moduli per le tasse, e qui abbiamo preparato per voi una piccola guida per capire come districarsi nella complicata macchina della dichiarazione dei redditi. E poi canone TV, è ora di chiedere l'esonero. Come? Ecco qui, insomma, venite a leggere per scoprirlo. Chi ha paura dell'accoglienza? Pierluigi Di Piazza arriva in libreria con un saggio sul significato psicologico e pedagogico del confronto con gli altri. Valentina Viviani ce lo presenta, è un libro che si intitola Non girarti dall'altra parte, le sfide appunto dell'accoglienza, un volume che contiene i significativi contributi di Tonio Dell'Olio, Paolo Tomasin e Gianfranco Schiavone. E poi spettacoli, un paperino in Lenghe nel Friuli di domani. Donald dal Tilimente è il romanzo occulto di Stefano Morato, che è diventato uno spettacolo teatrale multimediale grazie al Teatro della Sete Donald's DT Live, un viaggio visionario e pop nella bassa. Adesso insieme a Tiziano Campigotto ci mettiamo in marcia e andiamo a Codroipo, e poi voi venite con noi per conoscere un nuovo edicolante. Eccoci qui arrivati a Codroipo, accanto a me Maurizio Cattelan, che gestisce questa edicola molto frequentata. Oggi c'è il pienone praticamente. Ma diciamo che mi vogliono bene a Codroipo, dai, non posso lamentarmi, perché insomma io voglio bene a loro e loro mi ricambiano. Da quanti anni è aperta? Diciamo 18 anni quest'anno, sì. Insomma, sono parecchie, non sono poche. Nato bene, si capisce, no? Sì. Guardando il soffitto di questa edicola mi ha colpito vedere questi disegni, non li avevo notati. Chi è l'autore? L'autore è mancato, era un signore del nostro, io abitavo a Paradiso, è un amico di famiglia, e gli ho chiesto questo favore e ha detto sì, volentieri. È molto bello, insomma, arreda e è un po' particolare. È legato, diciamo, all'attività, no? Esatto. Questa idea ben data. Si parlava di questa copertina che abbiamo fatto dei 15 anni di Facebook, e proprio lei mi dice: io alla fine Facebook lo uso per sentirmi con i miei colleghi e confrontarci. Sì, il bello di Facebook per quanto mi riguarda, diciamo, è che ci sono questi gruppi, diciamo che nel mio settore copre tutta Italia, sono gruppi molto consistenti, da 4-5 mila persone, e abbiamo scambi di lavoro, ci sono continui cambiamenti nell'attività, perché normative che sono gestite un po' malino, diciamo, per quanto ci riguarda, perché abbiamo comuni che gestiscono in una certa maniera, regioni in altre, lo Stato in altre ancora, e noi non sappiamo. Abbiamo colleghi di Serie A e colleghi di Serie B, e questo ci penalizza, o diciamo ci rende un attimino, non sappiamo come comportarsi, insomma, no? Insomma, è un social che se in questo caso è declinato positivamente, perché ha permesso a persone che anche abitano a chilometri e chilometri di distanza di confrontarsi su tematiche comuni. Certamente, sì, anche perché i canali ufficiali, per quanto ci riguarda, arrivano con tempistiche un po' più molto lente. Sui parcheggi, dicevamo, qua non è che ce n'è molto. Io speravo in qualcosa di positivo, perché c'era il comune che aveva fatto questo progetto, sembrava che doveva partire nell'arco di poco tempo, però tutto fermo, non si sa dove è andato a finire, per stupidaggini non è partito, però la situazione è molto ma molto grave. Abbiamo protestato in tanta gente, qui tutti i commercianti della zona, il dottor Toso della farmacia, però non riusciamo a risolvere niente, anzi, sempre peggio.
Diciamo che per venire qui è una cosa abbastanza difficile, perché quando si arriva al mattino, nel pomeriggio va un po' meglio, è difficile trovare parcheggio. Io oggi ho fatto 3 volte il giro dell'isolato per trovare un posto da lasciare la macchina e venire qui senza bagnarmi tanto, perché piove. Direi che questa non è un'edicola, è un centro socioculturale dove molti abitanti di Codroipo vengono qui non solo per acquistare il giornale, ma anche per fare una chiacchierata con il boss e con la direzione generale, che oggi non c'è. Lei sa che la direzione generale è la signora, e in tutte le famiglie friulane la donna di casa, la mamma, è quella che sostiene 3 angoli della casa, mentre l'uomo ne sostiene solo uno. Senta, invece lei ha lavorato molto all'estero, ne parlavamo prima, e ha detto una cosa bella che mi piacerebbe dicesse anche alle telecamere sui friulani come operatività. Sì, diciamo che direi che ho potuto vedere specialmente in Inghilterra e soprattutto in Venezuela quello che sono capaci di fare i friulani, dove qui non vengono considerati, mentre in giro per il mondo sono capaci di fare delle opere eccezionali. Lì c'è un posto lì a destra, dove sono 2 anni che lì non si sa se è del comune, chi è che può, era un distributore prima, dopo È transennato ed è fermo lì. fermo lì. Tutto il resto si può parcheggiare un po' dove si trova. Però un po' così, insomma, toccata e fuga, mettere la macchina un po' così e... Veloce, perché abbiamo i vigili come i lupi, che come ti vengono a prendere. Io vengo a piedi e abito qui vicino. Però è una zona commercialmente molto vivace questa. Sì. Qui io abito qui a 100 metri, ho tutto qui in giro. Quindi insomma è una zona ben servita. Sì. Poi il parcheggio è un disastro. La posta ha 10 macchine che va a portare in giro la posta e le parcheggia nei nostri parcheggi. Per me non è una cosa giusta. Con tante macchine che abbiamo qua, sì, però io trovo un posto vicino alla farmacia lì che c'è un parcheggio e non ho problemi. Io vengo sempre qua da Maurizio. È bravo Maurizio, no? Bravissimo. Fa piacere perché adesso quando va nel bar, che vede i musi, i telefonini. Il mondo è dei social, no? E sono tutti presi tutti soli. Tu devi guardare il cliente perché tutti abbiamo qualcosa in casa. E un cliente quando viene da te viene per fare una parlatina, chiedere dell'Udinese, di qualsiasi cosa che politica io non parlo. Ma anche udinese mi pare che è rischioso parlare, perché viene il muso. Ma è calcio. Ah, va bene. È calcio. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo da Premariacco e adesso passo la parola a Maurizio. Un ringraziamento a tutti voi, saluto i miei clienti e in particolare il mio amico Faidutti che ha voluto partecipare. Grazie a tutti e buona giornata. Altrettanto a voi e grazie per questo meraviglioso collegamento e spero che quello che noi abbiamo detto serva anche per modificare un po' la situazione che abbiamo prima illustrato.